E ciao a you e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Ragazzi, ieri è stato un giorno di festa nella disgrazia, diciamo così, della morte di Diego Armando Maradona. Come sappiamo è passato un anno proprio ieri dalla morte di Diego Armando Maradona. Ma non sono qui per parlare proprio di Diego Armando Maradona, l'ho fatto ieri nella piccola apertura proprio del video dello Spartak Mosca. Detto questo, parliamo un attimo però della giornata di ieri, quello che è successo. Aurelio De Laurentiis è andato ai quartieri spagnoli e ha deposto sotto il murales ormai celebre in tutto il mondo una corona di fiori con il numero 10. La corona di fiori era azzurra con il numero 10 bianco. Cos'è successo? Lì Aurelio De Laurentiis ha rilasciato le interviste a Sky, a Mediaset, a DAZN, a tutti i giornalisti lì presenti. Gli hanno fatto la domanda, cos'è stato per te Maradona, cos'è stato Maradona per Napoli, e lui ha risposto tranquillamente a tutte le domande. Scusatemi. Detto questo, una volta andato fuori allo stadio Diego Armando Maradona, perché è stata proprio fatta una statua a grandezza naturale, a grandezza d'uomo, proprio delle misure esatte di Diego Armando Maradona, che è stata poi esposta fuori allo stadio Diego Armando Maradona. Basta cercarle sui social, penso abbiate avuto la pagina Facebook intasata o Instagram, Twitter, di quello che usate, praticamente in tutti i social c'erano le foto di questa statua. Detto questo, Aurelio De Laurentiis è stato anche lì e giustamente c'erano i tifosi del Napoli, i tifosi del Boca Junior, c'erano tanti tifosi, ragazzi, non solo tifosi napoletani. Cosa è successo durante l'arrivo di Aurelio De Laurentiis proprio fuori allo stadio Diego Armando Maradona? È successo che un gruppo di tifosi ha iniziato ad insultare Aurelio De Laurentiis. I classici cori: compra un terzino, compra un attaccante, spendi i soldi, vendi la società. Cori che secondo me erano e sono fuori luogo in un momento del genere. Perché? Perché ieri, come già detto, si festeggiava l'anniversario della morte di Maradona e questi pseudo tifosi hanno iniziato a inveire contro il presidente Aurelio De Laurentiis. Io mi dissocio e chiedo scusa ad Aurelio De Laurentiis da parte dei miei iscritti. Spero che i miei iscritti porgano le scuse ad Aurelio De Laurentiis, perché, ragazzi, Aurelio De Laurentiis, come la mettete, ha fatto ritornare il Napoli grande. Certamente poteva fare di più sul mercato, lo sappiamo, ma i tempi che ci sono oggi non permettono di spendere tanti soldi. Non state a credere al Real Madrid, che sono pieni di debiti ma hanno già presentato il progetto per lo stadio, stanno addirittura di arrivo per lo stadio, comprano altri giocatori, molto probabilmente prenderanno Haaland. Quindi, ragazzi, è inutile contestare Aurelio De Laurentiis. Per cosa poi? Mica è colpa sua se Osimhen si è spaccato, va bene, mica è colpa sua se non siamo riusciti a prendere Emerson Palmieri perché voleva tanti soldi. Quindi voi dovete pensare, quando dite Aurelio De Laurentiis caccia i soldi, va bene, io caccio i soldi, va bene? Questo è un pensiero mio, naturalmente. Aurelio De Laurentiis caccia i soldi, arriva quarto. Ok, io mi dico ora, ho speso un sacco di soldi, 200 milioni, perché Conte per vincere con l'Inter, ragazzi, ha speso 200 milioni. Guardate l'Inter quanti debiti ha ora. Guardate i debiti che ha l'Inter e guardate i debiti che ha il Napoli. Il Napoli solo l'anno scorso ha chiuso in rosso di 19 milioni. 19, non 200 o 500 come ce l'ha la Juventus o l'Inter o il Milan o la Roma, la Lazio. Tutte le società big in Serie A hanno debiti, tranne il Napoli, che tutti gli anni, tranne l'anno scorso, ha chiuso, come sappiamo, in rosso. Però è stato il primo anno che Aurelio De Laurentiis chiudeva in rosso, nemmeno quando era in Serie C, in Serie B e il primo anno di Serie A. Aurelio De Laurentiis ha sempre detto che il fair play finanziario va benissimo com'è, ed è giustissimo, perché noi rispettiamo sempre le regole, ed è giustissimo, però bisogna anche imporre a queste società che hanno tanti debiti e continuano a comprare giocatori qualche misura più restrittiva. Non bloccare il mercato per una stagione o 2 stagioni, no, te gli blocchi proprio tutto, non possono fare niente di niente, non possono più, devono pagare gli stipendi in tempo,
non possono più investire, perché naturalmente se tu hai debiti vai alle banche, le banche ti danno i soldi e tu fai altro debito. Però queste sono cose che poi interessano a loro, a noi non ci interessano. Io sono qui a parlare proprio dei cori brutti fatti a Aurelio De Laurentiis in questo momento. Ragazzi, il Napoli in questo momento è primo in classifica, è terzo in Europa League, ma vincendo con il Leicester il Napoli potrebbe benissimo qualificarsi per i 16esimi oppure gli ottavi di Europa League. Quindi quando voi dite compra un attaccante, cazzo, ho speso, scusatemi la parola, 80 milioni per Victor Osimhen. È colpa mia se quello si è fatto male, deve stare 90 giorni fuori? O Mertens, ragazzi, è il marcatore che ha fatto più gol nella storia del Napoli, non è il primo arrivato. Poi c'è Petagna che a partita in corso può andare anche bene, lo sappiamo. Petagna non è quel bomber che ti garantisce 20-25 gol a stagione, ma non lo sarà nemmeno Osimhen, ragazzi. Osimhen se arriverà a 15 gol a stagione è tanto, secondo me, dico in Serie A e basta. E poi mi compra un terzino, va bene, i soldi erano quelli che erano, ho preso Anghissà a centrocampo e quello si è rivelato un acquisto azzeccatissimo, quello di Anghissà a centrocampo, quindi anche lì rinfacciare sempre compra i giocatori, lui l'ha comprati. Lobotka non era in forma e ora si è ripreso e ragazzi è un altro giocatore, a parte la parentesi Spartak Mosca per il rigore procurato, era anche il giorno del suo compleanno se non erro, oppure era il giorno dopo, ora non mi ricordo. Giustamente mancano i terzini, perché mancano i terzini, ma ragazzi il Napoli era vicinissimo a chiudere Emerson Palmieri e non si è fatto niente. Perché Emerson tirava il prezzo, il Chelsea tirava il prezzo, alla fine si è optato per Juan Jesus che può giocare sia terzino e sia difensore centrale. Se deve essere il difensore centrale che abbiamo visto contro lo Spartak può stare benissimo in panchina naturalmente, però ragazzi è tutta la buona volontà. Koulibaly è rimasto, Fabian Ruiz è rimasto, Insigne è rimasto, poi si vedrà a fine anno, poi Zelinski è rimasto, ragazzi sono rimasti tutti big di questo Napoli. Ci sono società tipo il Milan che ha venduto tutti, Donnarumma, Çalhanoğlu, l'Inter ha venduto Hakimi, ha venduto Lukaku, ce ne ha venduti tanti. Il Napoli quello che ha potuto fare ha fatto, anche sul mercato in entrata e in uscita, perché poi avevi da piazzare tantissimi giocatori e ce ne sono ancora da piazzare, perché poi arrivano quelli che sono in prestito e che naturalmente non compreranno le altre società e quindi tu sei costretto a riprenderti questi giocatori e poi ridarli un'altra volta in prestito. Però il Napoli lì ci paga, perché quei 3 mesi che stanno a Napoli li deve pagare il Napoli, ragazzi, non è che li paga quell'altra società. Quindi è questo che io vi voglio far capire. Se voi tutte le volte dite compra questo e compra quello e compra quello e compra quell'altro, questo si gira e poi vi dice andatevene a fanculo, perché lo può dire tranquillamente. Aurelio De Laurentiis potrebbe dire tranquillamente andatevene a cagare, vendo la società, la vendo a qualche cinese, va bene, poi facciamo la fine dell'Inter e la fine del Milan, ragazzi, perché loro non è che stanno bene economicamente. Guardate pure il Tottenham. Il Tottenham è la squadra più indebitata d'Europa. E comunque è andato a prendere Conte. È quello che io non riesco a capire. Cazzo, tu sei pieno di debiti e questi ti permettono di poter comprare, di poter prendere un allenatore e dargli 20 milioni a stagione. È una cosa allucinante. Allucinante. E poi per vedere o perderlo con il Mura ieri sera in Europa League o in Conference League, che cazzo era. Quindi, quando io vi dico Aurelio De Laurentiis certamente avrà i suoi difetti, perché ce ne ha tanti, ragazzi, io non sono qui a difendere Aurelio De Laurentiis, però denigrare un presidente in un ambito, in quell'ambiente di calma, perché poi era calma, lo stadio fuori al San Paolo c'era calma, ai quartieri spagnoli erano tutti calmi, non è successo casino ai quartieri spagnoli con i tifosi argentini, no, era un clima di festa. Va bene, era un clima di festa per tutta la città di Napoli. È questo che voi dovete capire, è questo che a me dà noia. Va bene, non il fatto che avete contestato De Laurentiis, lo potete fare tranquillamente. Potete contestare Aurelio De Laurentiis quanto vi pare, a me non mi interessa niente. Però abbiate il rispetto di contestarlo dentro lo stadio e non al di fuori quando questa si va a fare passeggiata. Oh, accatto giocatore, oh, vinna la società. Cioè, è inutile, punto, basta. Ora giocheremo contro la Lazio che già ha iniziato a dire ora hanno 48 ore e quindi perderemo 4-5-0, ma magari
ma magari veramente. E detto questo, ragazzi, io non so più cosa aggiungere a questa vicenda, poi faremo un video venerdì, domani anzi, per parlare proprio in vista di Napoli-Lazio, scusatemi, e per il ritorno di Maurizio Sarri. Come lo accoglierete voi Maurizio Sarri allo stadio Diego Armando Maradona? Con applausi? Con cori? Io l'accoglierei in un solo modo, indifferenza. Sempre e comunque, forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926, ciao a you!